Alessandro. Di Santa Maria di Sala, per cui diciamo sono reduce da un buon piazzamento che fa sempre piacere. La storia è insomma abbastanza vasta, anni che ormai pratichiamo lo sport dell'equitazione. Dopo alcuni anni trascorsi nei Carabinieri gestisco da alcuni anni un circolo ippico che ora ha sede a Peseggia, e per cui seguo alcuni ragazzi nelle gare e monto alcuni cavalli nei concorsi. Ecco, quindi sei istruttore e cavaliere da molti anni, diciamo. Ecco, in questi anni tu hai avuto modo di vedere un'evoluzione nel mondo dell'equitazione nel Veneto principalmente? Sì, senz'altro c'è stata un'evoluzione, senz'altro i concorsi man mano che passano gli anni sono organizzati in maniera migliore. Abbiamo avuto purtroppo anche dei concorsi che non ci sono più, non so, Vittorio Veneto o altri concorsi che facevano nel Veneto nazionali, che sono andati man mano esaurendosi, diciamo, e purtroppo ora si sente la mancanza perché l'attività comunque nel Veneto è sempre un po' ridotta. Farebbe sempre piacere che ci fossero anche più concorsi di buon livello. Ecco, e come numero di allievi, come numero di persone che si avvicinano all'equitazione, c'è stata una diminuzione, una crescita oppure è uguale? Penso che c'è stato, alcuni anni fa c'era una crescita, senz'altro c'era un notevole incremento alla base. Penso che in questi ultimi anni, per svariati motivi che vanno da una gestione difficile o comunque complicata per avvicinare la gente al mondo dell'equitazione, per recessioni economiche che comunque si sentono anche in questo ambiente, c'è senz'altro, a parer mio, almeno un calo alla base proprio, c'è meno gente che si avvicina all'equitazione. Ecco, e queste iniziative dei concorsi, diciamo, ippici in queste sedi particolari, diciamo, quindi al di fuori dei normali circuiti, perché sono realizzati, lo ricordiamo, nelle piazze di città e paesi del Veneto, queste iniziative secondo te possono servire? Sì, certo, senz'altro possono servire perché avvicinano la gente, specialmente quando vengono fatti nelle piazze o nei luoghi dove la gente va abitualmente la domenica, per cui il fatto che è lì, come è tutte le domeniche, si trova anche il concorso ippico, può avvicinare la gente al mondo dell'equitazione, per cui penso che qualsiasi cosa possa incentivare l'avvicinamento della popolazione al mondo equestre vada bene. Molte grazie. Adesso chiediamo anche a Paolo Del Favero, visto che è con noi qualche minuto, di commentare dal suo punto di vista chiaramente di tecnico del settore, di commentare qualche percorso insieme. Vediamo nel percorso ora Adam Prokulewicz, che è un cavaliere polacco che da anni ormai risiede nel Veneto, riscuotendo diverse vittorie nei concorsi locali. Senz'altro è un cavaliere molto esperto, si prepara ad affrontare i primi due salti, qualche problema alla partenza per il cavallo. I cavalli sono abbastanza distratti perché è un campo molto colorato e vasto, ci sono delle bandiere che sventolano, per cui danno dei problemi alla concentrazione del cavallo. Vediamo che sta partendo. I primi due salti sono abbastanza tranquilli per permettere di partire in maniera serena il percorso. Abbastanza bene 1 e 2, il cavallo è un po' disordinato. Dal 3, il 4 è già un piccolo problema perché veniamo allontanandoci dalla porta, per cui i cavalli avanzano poco volentieri. 4 e 5 bene, senz'altro si nota l'esperienza, qualche problema alla gabbia. Adesso affronta l'ultimo Oxer. Bene, il cavaliere si appresta a partire. Bene al primo, bene al secondo, anche questo è un cavaliere esperto, primo barrichello, istruttore del circolo ippico Rivamonte. Bene al 3, cavaliere ordinato, preciso, svolge bene il tracciato in tranquillità. Un pizzico sotto cadenza, però andiamo bene. Bene anche la gabbia. Adesso si appresta a affrontare l'ultimo salto della prima fase. Bene,
prosegue netto, siccome è netto affronta la seconda fase che sono altri 5-6 salti, addirittura bene. Nel secondo tracciato diciamo c'è il tempo, per cui il cavaliere, oltre a dover fare meno penalità possibile per poter vincere o comunque emergere, deve effettuare un tempo abbastanza rapido, o comunque bene anche qua. Faccio affronto all'ultimo salto. Ok, un bel percorso netto, anche abbastanza veloce.